Giorgio Tronca, anche a lei chiedo, è una polemica così, una scaramuccia o c'è uno scontro tra autonomismo e nazione? Allora, intanto bellissima serata, mi sento veramente casa, in ogni posto in cui giro qua dentro. La scaramuccia la nasce per conto mio prettamente per un motivo elettorale, nel senso, mi la vedo così, posso sbagliare perché non conviene, che c'è il timore, la gente comincia a fare i suoi conti, periodo delle elezioni, comincia a fare i conti, i tot numeri da questi, tot numeri da questi, e tra questi che c'è anche gli alpini, secondo me. Gli alpini per i quali mi ho un grandissimo rispetto, in famiglia mia come in tutte le famiglie nostre, che si sta qualcuno che si sta alpino, i miei nonni erano alpini, la mia famiglia è piena di alpini, e che se tutti quanti, per esempio, adesso i giovani non ne più, come ho detto anche qua, noi che siamo più giovani, purtroppo tra qualche tempo probabilmente non esisterà più quei che veramente hanno fatto gli alpini e questa cosa che sarà solo simpatizzanti, che sarà solo tutta... E a vederla così è una roba che sembra che sia quasi drio sparire. Bisogna fare qualcosa, bisogna tenerla su a livello culturale, perché non se l'alpino, come che lo vedo non se mia, quello che beve il vino per strada, quello che fa solo festa, quello che viene fuori la notte ogni tanto col fieno, no, del drio che sia qualcosa di ben più importante, che sia qualcosa di molto importante. Come l'onorevole che ho detto prima, che c'è stata tanta gente che sa le pene, ma di questa roba qua non si parla mia, di questa roba qua si parla di festa, il fiale si mangia qua, si mangia là. Mi vedo una roba veramente una mancanza di rispetto storico per un gruppo di persone, perché le persone, di esseri umani, che dà la propria esistenza, Dunque, per quanto riguarda il conflitto, ritornando fin con Donazan, è un conflitto che secondo me, perché cioè non vedo nessun motivo per crearlo questo conflitto, cioè non ha senso. Per cosa dobbiamo crearsi a livello regionale, nazionale, secondo me? Per cosa dobbiamo crearsi questi conflitti qua interni? Vuol dire che qualcosa non va bene, qualcosa non c'è mai da bene. Cioè qui esiste, quanti anni sei che ormai si arriva alle elezioni, che ha fatto tutto il suo mandato, ma a fine mandato vengono fuori questi contrasti qua, la vedo una roba un po'... È un modo per contarsi, secondo me, per cominciare a fare i conti per prossime. Giorgio Tronca, abbiamo proprio un minuto ancora, lei andrà domani sera a Treviso? Domani sera non posso andare a venire qui a Treviso alla giornata, sono stato a Bassano, sono rimasto 3 giorni fantastici, 3 giorni dove ho conosciuto molta gente, 3 giorni dove ho visto questo rapporto che c'è vissuti proprio all'interno del loro gruppo ed è stato meraviglioso. Voglio fare un piccolissimo appunto, se posso, in merito all'immigrazione. Io sostanzialmente la vedo in modo diverso, nel senso se è proprio vero che la si gestia in un modo pessimo e squallido e qualchedun che magna solo questa roba qua che mi non vado assolutamente contro gli stranieri, qualcuno dice sì, indipendentisti, no, mi non vado con nessuno, mi non vado assolutamente con nessuno, mi lavo solo con quei che ne sei in vari settori che magna sulle disgrazie degli altri. Cioè le robe, questa mancanza di controllo, che c'è in tutti i settori, giustizia, cioè non so capire come che si può continuare a andare avanti così, siamo veramente messi malissimo, ripeto anche stasera, cioè bisogna che cambiamo, bisogna che sediamo tutti una mossa e che sediamo da fare.